La sicurezza è la prima cosa che occorre fare. Luigino Zago, residente nel quartiere di San Giuseppe, ha chiesto l'intervento della nostra emittente perché da troppo tempo ormai si attende invano la messa in sicurezza della pista ciclabile lungo la Castellana, nel tratto che collega Treviso a Paese. Il problema più grande è la ciclabile, non è in sicurezza e deve essere fatta la ciclabile a livello della strada, via il marciapiede, perché sono fatti 60 anni fa questi lavori e sono fatti in un modo che l'assessore Sandro ha visto con gli occhi suoi, ha detto è necessario rimuovere tutto il marciapiede, fare un muretto di 20 cm per 20, protezioni dalle strade. Lo spazio in cui sono costretti a correre i ciclisti è molto risicato e questo a fronte di un traffico invece intenso a tutte le ore. Guardi questi camion che passano, guarda, uno in rimanda l'altro. Il signor Luigino racconta di aver già discusso del problema prima con il sindaco Giancarlo Gentilini, poi con Giovanni Manildo, ora con Mario Conte, ricevendo ogni volta rassicurazioni sull'interessamento del comune. Con le promesse non si fa niente. Signor sindaco, ci dica quando inizia i lavori.